È epocale aver vinto avanti la Corte Costituzionale e avere oggi una sentenza di incostituzionalità per la legge Madia significa aver vinto su tutta la linea. Il governo aveva fatto una legge nella quale diceva che i dirigenti della sanità del Veneto dovevano sostanzialmente essere scelti dai romani. La verità è che la Corte Costituzionale, il massimo tribunale, ha dato ragione a noi, quindi ho avuto ragione io che in solitario ho portato avanti questa battaglia. Per il presidente Luca Zaia si tratta di una sentenza storica, tanto più importante se si considera che il Veneto era stata l'unica regione d'Italia ad opporsi a quella riforma che prevedeva non fosse più la regione a nominare i direttori generali delle proprie aziende ospedaliere, ma che questi fossero imposti da una commissione di nomina governativa. La Corte Costituzionale, viceversa, nella sentenza prende atto delle violazioni della Costituzione denunciate dal Veneto, precisando che un'intesa con le regioni è un necessario passaggio procedurale. È quindi stato ritenuto costituzionalmente illegittimo il disposto della riforma Madia, che invece prevedeva un semplice parere delle regioni, da rendere entro un tempo molto breve e tranquillamente superabile in via unilaterale dal governo. Per i cittadini cambia che continueranno ad avere un presidente della regione che, se qualcosa non funziona, si arrabbiano al presidente della regione. Il disegno della legge invece qual era? Che il Presidente della Regione stava a prendere le parole e i dirigenti sceglievano gli uffici di Roma. La volontà centralizzatrice intorno alla quale il governo aveva impostato tutta la riforma Madia esce fortemente ridimensionata, spiegano gli avvocati del Veneto. Anche i decreti legislativi già emanati dovranno essere corretti dal governo, perché la Corte Costituzionale ha imposto di ascoltare seriamente le regioni. E nell'ambito delle nuove procedure concertative, assicura Zaia, faremo sentire la nostra voce.